Un nuovo inizio per cercare di dare il via a qualcosa di buono, qualcosa di bello e qualcosa di positivo anche per i giovani. Buongiorno e buona domenica da Francesco. Per entrare con una nuova realtà sempre di più nel cuore e alle radici di una città che vuole vivere di calcio. Buongiorno e buona domenica amici di Sportisili da Francesco Cammuca qui dal campo della Panormus per Academy Panormus, Academy Palermo Calcio, gara valida per il campionato provinciale Under 14. Quello che avete assistito, e mi scuso se sono entrato a gamba tesa con quella che doveva essere la presentazione, ma mi sono reso conto soltanto in un secondo momento che il direttore di gara stava facendo osservare prima dello schieramento in campo delle squadre il minuto di raccoglimento richiesto e ordinato dalla FIGC per ricordare le vittime del disastro meteorologico in Toscana. Ne siamo stati testimoni del minuto di raccoglimento ieri nelle partite che abbiamo trasmesso, ne saremo testimoni anche nel corso del pomeriggio con i tanti appuntamenti targati Sportisili nel corso di questa prima domenica del mese di novembre che tutto sembra meno che tale, considerando il sole, considerando le temperature, ma adesso siamo pronti e concentrati per vivere questa sfida per la seconda giornata del campionato provinciale girone B di Palermo tra l'Academy Panormus, che gioca da sinistra a destra in questo primo tempo, maglia nera, calzoncini e calzettoni bianchi, contro l'Academy Palermo Calcio completo tenuto rosso. Direttore di gara che l'inizio della gara suono che arriva in questo istante, quindi mettetevi comodi. Inizia Academy Panormus, Academy Palermo Calcio col primo giro al pallone dato dalla squadra ospite allenata da mister Sergio Di Trapani. Dall'altra parte Francesco Giammona a guidare i padroni di casa, che iniziano subito ad attaccare con questa giocata sull'auto di destra. Guadagna un fallo laterale maltese che poi lascia l'incombenza Buca Fusca. Informazioni anzi la rimessa in realtà partiamo dall'Academy Panormus che si schiera dei numeri Raci, Buca Fusca, Tarantino, Costa, Aiello, Bosco, Bella, Maltese, Santo Anastaso, Alaimo e Novara. Dall'altra parte, mentre intanto prova subito ad attaccare la squadra ospite con questa giocata sulla sinistra per Costa prova a puntare, cerca di passare, poi va a calciare la palla che rimane lì, in qualche modo il portiere, poi ancora il tentativo che non va a bersaglio, ma insiste la squadra dell'Academy con questa conclusione che si perde fuori. Subito pericolo per la porta difesa dal portiere di casa. Pallone rimesso per un fallo laterale. Come potrete vagamente intuire, c'è parecchio vento anche oggi a Palermo, diciamo che è stato il leitmotiv della settimana, il vento che soffia forte sulla città. Per fortuna non ha causato danni particolari. Dicevo della formazione sempre in ordine numerico
Academy Palermo Calcio che si schiera con Di Paola, scusate, Vicari, Tarantino, Niceta, Stellone, Signorino, Camilleri, Nasta, Pavesi, Costa, che avete visto protagonista poc'anzi, e Matranga. Qui intanto la giocata tentata da Capitan Nasta sulla destra, poi pallone recuperato ancora Nasta ad arpionare il pallone, prova adesso a uscire l'Academy Panormus con questa sponda ottima da parte di Santo Anastaso, poi prova a correre dall'altra parte, viene fermato Maltese. Allora Costa con il lancio in avanti, chiusura, fallo laterale di Buccafusca, rimessa nella metà campo avversaria per l'Academy Palermo Calcio, con la rimessa battuta da Tarantino a cercare Pavesi sul fondo, viene contrastato e fermato, poi palla messa in fallo laterale ancora da Buccafusca, altra rimessa con le mani per la squadra di Trapani. Costa cerca di dribblare, viene fermato, poi ancora sfera a disposizione dei rossi, ancora con Costa, scarico su Stellone, poi la palla che passa, la gira Signorino in avanti, passaggio che arriva a destinazione da Camilleri, poi prova a correre Vicari, giocata sulla destra di Matranga, prova a prendere il centro, poi il servizio in aria per Pavesi che si può liberare, Pavesi, conclusione, ribattuta, poi pallone che rimane lì ancora per Matranga che viene stoppato, attacco ancora vivo, conclusione col destro, in qualche modo si oppone Geraci al tiro di Niceta, però subito pressione alta dalla squadra di Sergio Di Trapani. Dall'altra parte mister Giammona prova a scuotere i suoi ragazzi. Qui cerca di recuperare palla e ci riesce l'Academy Panormus, interviene Costa, ancora Costa fermato, Tarantino cerca di allargarsi, poi tocco per Pavesi, cerca di piazzarla e la palla entra in rete nonostante il tentativo di salvataggio da parte del portiere Geraci. Cambia il parziale qui a Villa Sant'Alfonso, passa in vantaggio l'Academy. Non precisissimo al 100%, naturalmente capirete da soli che è in vantaggio l'Academy Palermo Calcio sull'Academy Panormus. E la giocata ancora tentata da Vicari, dunque il gol di Amedeo Pavesi a sbloccare la partita. Poi ancora la giocata che non riesce, chiede un po' più di presenza mister Giammona, mentre intanto ancora Pavesi di testa, la palla controllata e allontanata dall'Academy Panormus, poi non riesce a gestire il pallone maltese. La giocata di Costa che riesce a liberarsi di un avversario, molto bene in partita subito Costa, poi il tocco in area a cercare Camilleri fermato. Conclusione con il destro, questa volta blocca in due tempi Geraci sul tentativo di Niceta. Pressione alta da parte dell'Academy Palermo Calcio. Costa la gira, pallone che arriva dalle parti di Pavesi che la tiene bene in campo. Pavesi prova a passare in mezzo a due, ancora Pavesi, lo strapotere fisico del 9. Poi Tarantino sulla linea di fondo cerca di liberarsi per il cross, lo propone adesso Geraci, fa sua la palla, il direttore di gara che ha segnalato un fuorigioco, non si è sentito il fischio, però facilmente riconoscibile il gesto con la mano sinistra verso l'alto per segnalare l'offside, probabilmente di Tarantino. Poi perde una brutta palla l'altro Tarantino in campo, però Daniele, entrambi col numero 3, entrambi terzini sinistri,
Costa al limite dell'area, prova a liberarsi, cerca luce per il tiro, poi in qualche modo la scarica a destra. Camilleri guadagna, porta a casa il primo corner della partita. Fin qui è un dominio dell'Academy Palermo Calcio. Con la battuta di Costa, pallone che arriva in area, colpo di testa sulla traversa di Vicari, poi la conclusione vincente di Niceta. Sono passati 7 minuti e l'Academy Palermo Calcio è già sul 2-0 con la rete di Niceta. E adesso deve scuotersi l'Academy Panormus, messa sotto fin qui dalla formazione di Trapani, che sta letteralmente dominando la scena. E adesso va ancora a riconquistare palla Pavesi, la palla poi intercettata, cerca di arrivare in qualche modo Matranga, poi ancora Matranga, allarga sulla destra per l'avanzata tentata da Vicari che già 2 volte si è reso pericoloso pur da terzino destro, prima con una conclusione al primo minuto di gioco che è finita di poco fuori, poi con il colpo di testa finito sulla traversa. Poi sugli sviluppi dell'azione è arrivato il 2-0 firmato da Francesco Niceta. Tanto battuta verso l'area, Pavesi la fa scorrere, Pavesi la fa scendere, poi la controlla col destro, va al tiro, pallone respinto e arriva il terzo gol dell'Academy Palermo Calcio. A segno anche Matranga. Ancora una volta però sulle seconde palle, sulle ribattute, la squadra di Trapani è la più presente. Quasi 9 minuti, 0-3. Fin qui un dominio dei rossi. Qui ancora una palla recuperata. Costa, ricordiamo che si gioca sulla distanza dei 70 minuti, 35 minuti per frazione. Qui Tarantino guadagna il secondo calcio d'angolo della gara per la sua squadra. Costa, la volley corta, ancora Costa il dribbling, poi serie di rimpalli, l'ultimo tocco è del 10, che fin qui non è andato a segno, sono andati a segno altri giocatori, Pavesi, Niceta e Matranga, però sicuramente il suo marchio, il suo graffio sulla partita si vede come. Qui altro pallone recuperato, questa volta da Vicari, Costa al limite. Costa cerca la palla dentro, allontana Daniele Tarantino, che poi in qualche modo allontana svirgolando. Costa ancora, fermato, allora prova ad uscire l'Academy Panormus con Daniele Tarantino, pressato, guadagna fallo laterale. Inizio di partita shock per la squadra di Giammona, che in meno di 9 minuti ha incassato 3 reti. Di gara che sembra fare un po' di fatica a utilizzare il fischietto, perché qui ha indicato la rimessa laterale. I giocatori in campo non lo stavano guardando, forse dovrebbero utilizzare con maggiore frequenza il fischietto. Anche prima la situazione di fuorigioco non è stata ascoltata dai 22 in campo. Pavesi si sgancia Tarantino, si prende il centro, fermato però dall'intervento di Costa. C'è un Costa e un Tarantino per parte. Giuseppe Costa è il 10 dell'Academy Palermo Calcio, invece dall'altra parte Andrea Costa è il 4 dell'Academy Panormus, e qui cerca di lanciare, cerca di innescare Novara, fermato in fallo laterale dall'intervento di Signorino. Due centrali impegnati. Adesso vediamo in questa prima sortita offensiva se l'Academy Panormus riesce a creare qualcosa. Vuole andare a battere il fallo laterale Aiello, evidentemente dotato di una lunga gittata con le mani. Pallone che
cade dentro l'area di rigore, colpo di testa da parte di Vicari, poi la fa scendere Camilleri che lancia Matranga, c'è un'autostrada per lui, Matranga allunga la falcata, riesce ad arrivare, evita un avversario, Matranga con il tocco per Pavesi che firma il 4-0, la prima sortita offensiva dell'Academy Palermo Calcio porta alla rete del 4-0 ed è doppietta con esultanza personalizzata per Amedeo Pavesi, chiesto un fuorigioco. Io personalmente ritengo che fosse tutto buono in realtà, perché Matranga è partito ben al di qua della linea di centrocampo e poi l'assist per Pavesi. Bravo è stato il 9 a farsi trovare dietro la linea della palla. E qui, come dicevo, prima sortita offensiva dell'Academy, subito punita in contropiede da questa Academy Palermo Calcio che sembra veramente giocare sul velluto. Giuseppe Costa per Pavesi, posizione ancora regolare. Pavesi prova a piazzare in 2 tempi, anzi in 3, forse anche 4. Geraci. Qui Daniele Tarantino si calcia sui piedi, fallo laterale, un po' in difficoltà la squadra oggi maglia nera. Palla giocata ancora per Giuseppe Costa, al limite destro di Costa, sopra la traversa. Pallone giocato lungo da Iello, prolungato da Andrea Costa, messo in fallo laterale dall'intervento di Stellone. Rimessa lunga, colpo di testa, poi l'appoggio da parte di Nasta, si sgancia davanti a lui, non viene servito Camilleri, recupera Costa, fermato Pavesi che si è legato i capelli per l'occasione, inizialmente vagamente ricordava Giorgio Corona con questa folta chioma e col 9 sulle spalle, poi ha deciso di attaccarsi i capelli, però il risultato fin qui non è cambiato per lui, ha segnato anche un gol, quello del 4-0, sicuramente il più facile di quella che ci auguriamo per lui, prospettarsi anche una lunga carriera sui campi di calcio. Ci ha appena messo piede, classe 2010 come tutti i ragazzi in campo oggi. Pallone allontanato in malo modo da Buccafusca, scusate, rimessa, intervento deciso da parte di Alaimo, poi ancora cerca Camilleri di puntare, viene fermato. Vicari, fermato Matranga in fallo laterale, siamo al quarto d'ora del primo tempo, siamo quasi a metà della prima frazione, fin qui un no contest match qui a Villa Sant'Alfonso. Pallone per Giovanni Tarantino che mette al centro il pallone, riesce in qualche modo ad arrivare, viene fermato, c'è il tocco. Chiaramente un problema al fischietto il direttore di gara, perché anche fischiando non riesce a mettere un fischio forte e deciso. In ogni caso ha toccato palla, da regolamento deve giocarla all'Academy Palermo, che ancora una volta la punta. Nasta allarga il gioco su Vicari, salta un avversario, poi viene fermato dall'intervento di Capitano Alaimo. La rimessa, cercare Nasta, poi altra conclusione bloccata senza problemi da Geraci. La pressione di Pavesi, quel controllo da parte di Vella, fermato, e allora Giovanni Tarantino accelera, ingresso in area, viene fermato e allora innescato Vella, dall'altra parte scivolata, decisa ma regolare. La rimessa, poi Vella in qualche modo arriva Aiello, la palla rimane lì, la guadagna Matranga che ricomincia
dal suo portiere Di Paola. Fin qui spettatore non pagante dopo il primo quarto di gara. Lancio lungo da parte di Niceta, poi attenzione a Pavesi che in questo caso è in fuorigioco, sì. Vede bene il direttore di gara. Battuta lunga, che tanto lunga non è alla fine, recupera Nasta. Giuseppe Costa allunga la falcata, si muove davanti a lui Pavesi, ancora Costa, dribbling, poi l'intervento a chiudere di Alaimo, spazza ancora la difesa dell'Academy Panormus che qui può recuperare un pallone. Occhio a Bella, tocco per vie centrali per l'avanzata di Andrea Costa, servizio in avanti, attenzione qui alla giocata per Santo Nastaso che non riesce né a calciare né a servire i compagni. Nasta fermato da Andrea Costa, non la salva Alaimo e allora è fallo laterale. Niceta, la palla per Matranga, cerca il tocco, viene fermato da Alaimo che la lancia avanti, la controlla Stellone che tocca largo, Tarantino non può arrivare. La rimessa, Tarantino recupera, subisce un da Vella. Chiede scusa Vella prima al suo avversario, poi all'arbitro, gli chiede di andarci piano. Tarantino la gioca corta su Niceta, poi tocco largo per l'avanzata anche di Signorino. Matranga, poi lo scarico che non riesce su Camilleri. Camilleri poi si va a prendere la palla, cerca il dribbling, gli riesce, avanza il 7, ancora Camilleri, altro dribbling, fermato però adesso dall'intervento di Novara, poi ancora la gestione da parte di Nasta, poi servizio largo su Giovanni Tarantino, triangolazione con Costa che riesce, grande aggancio qui di Tarantino che prova ad sganciarsi in area, viene fermato. Niceta, il tocco per Camilleri che vince il primo rimpallo, vince il secondo rimpallo, palla, conclusione! 5-0, questo è un gran gol da parte di Camilleri, sì fortunato nei primi rimpalli ma poi bravissimo nel disegnare l'arcobaleno che vale lo 0-5. Dunque si iscrive al tabellino dei marcatori anche Matranga, guardate anche Camilleri. Matranga vi si era iscritto già prima, così come Niceta e come Pavesi, autore di una doppietta. 20 minuti, 0-5. Linguaggio del corpo dei ragazzi in maglia nera che non lascia presagire orizzonti di rimonta, anche perché la palla ce l'ha sempre la squadra di Trapani. Nasta riesce a giocarla per Signorino, muovono benissimo palle i ragazzi in maglia rossa. Nasta, la triangolazione che coinvolge Camilleri e Matranga, qui liscio che favorisce proprio Matranga, il cross toccato in qualche modo, Pavesi fermato. Niceta la riapparecchia per Costa che prova a vincere il rimpallo nonostante la piccola statura, poi lo scontro tra Vella e Tarantino, alla peggio Vella. Ancora a terra Vella. Colpo al petto, se ho visto bene, per il numero 7 a disposizione
disposizione di Mister Giammone. Ne approfitto a proposito di giocatori a disposizione per elencare le panchine, partendo dai padroni di casa che portano in panca D'Agostino, Agnello, Locacciato, Messina e Romeo. Dall'altra parte a disposizione di Trapani ci sono Tesauro, Mancino, Nicolo Di Paola, Tiscione, Ferrante, Orlando, Mannino e Berardi. Si è ripreso intanto Vella, almeno così sembra e così ci auguriamo. Si riprende con una punizione con Aiello. La palla giocata in avanti, ma non ci sono rifornimenti in questo caso per Daniele Tarantino, che ha invertito la fascia con Buccafusca. Adesso il 3 gioca a destra, il 2 gioca a sinistra. Qui Sant'Anastaso, palla giocata in avanti per la corsa di Novara, fermato, fallo laterale dall'intervento di Stellone. Il fallo laterale, messo ancora fuori il pallone. Intervento da parte di Vicari. Altra rimessa, palla dentro l'area, interviene Nasta, poi non libera l'area l'Accademia di Palermo Calcio, conclusione deviata ed esce senza grossi problemi Di Paola. Porta sul pallone Vicari, poi la palla sulla corsa ancora di Camilleri, che arriva in area e realizza la sesta rete come una lama nel burro qui Matranga, al quale è bastato fare un paio di falcate e realizzare il sesto gol. Si tratta naturalmente di Camilleri, non di Matranga. Cambia poco nell'economia della gara. 24 minuti giocati, 6-0. Prova a uscire palla al piede, Laimo la perde. Adesso fallo di Tarantino sul Bella. Punizione per Bosco. La battuta verso l'area di rigore di Paola, fa rimbalzare palla per Camilleri. La giocata del 7 che poi tocca per Costa per vie centrali. Può avanzare Costa, vede il movimento di Matranga, Matranga tu per tu con il portiere, lo salta e c'è il gol del 7-0. Adesso punteggio di dimensioni importanti per l'Accademia Palermo Calcio. Ha dato sicuramente merito a Costa per aver messo questa traccia in verticale. Si è fatto trovare pronto, questa volta sì Matranga, doppietta anche per lui, doppietta per Camilleri, doppietta per Pavesi e gol, come detto, di Niceta, quello del momentaneo 0-2. Tanto Mister Di Trapani inizia a far muovere i suoi elementi della panchina elencati qualche minuto fa. Pavesi passa per vie centrali, Pavesi, poi la palla che passa in qualche modo, Matranga prova ad arrivare, viene anticipato. Ed è rimessa per l'Academy Palermo Calcio. Niceta, controllo, poi la palla messa verso l'area di rigore, Pavesi è in fuorigioco, sì.
attenzione, Academy Panormus subito raccolta da Nasta. Costa si è subito girato per vedere il movimento dei compagni, servito Matranga, poi pallone allontanato, libera definitivamente l'area, solo per un attimo la Academy Panormus, sale Niceta, Costa si libera, Pavesi sempre sul filo e fuori gioco, vince il rimpallo, ancora Pavesi, palla incollata al destro, ci prova, sorvola la traversa. Buccafusca, palla recuperata subito da Vicari che non riesce a tenerla in campo. Ultimi 7 minuti in arrivo per il primo tempo. Il controllo qui da parte di Signorino, poi Stellone. Costa, il movimento di Pavesi subito premiato da Costa, Pavesi davanti a Geraci, ottavo gol per l'Academy e soprattutto terzo personale per Amedeo Pavesi. Con adesso pallone mosso, ma già recuperato dall'Academy Palermo Calcio che avanza. Pavesi fermato senza fallo. Bella, fermato dall'intervento di Niceta. Rimessa in avanti, altro fallo laterale per l'Academy Panormus che prova a reagire a 6 dalla fine. La vuole Aiello per batterla verso l'aria. Palla che arriva in area, c'è anche del vento che cambia spesso direzione, in questo momento spinge leggermente dalle spalle di chi vi sta parlando, quindi letteralmente dal punto di inquadratura verso il campo. Tanto calcio d'angolo, il primo della partita per l'Academy Panormus, con la battuta da parte di Alaimo verso l'area di rigore, colpo di testa a mettere fuori di Vicari, che di testa sui calci d'angolo le ha prese tutte, prima sul calcio d'angolo dall'altra parte in cui ha colpito la traversa, prima dello 0-2 momentaneo firmato da Niceta. Andrà a lungo Aiello con le mani, in realtà gioca vicino, Tarantino interviene e Bosco, anzi Aiello questa volta andrà a lungo verso l'area. La palla arriva, colpo di testa a mettere fuori, occhio sulla ribattuta, il colpo di testa per mettere fuori Matranga, pulisce e gira. Camilleri in avanti per Matranga, rimessa in favore dell'Academy Panormus, allontana Vicari. Aiello, lungo, troppo lungo per Santo Anastaso che però insegue Signorino, scambia col suo portiere Di Paola. Niceta, Matranga, l'appoggio, Costa cerca la palla in profondità, questa volta pretende troppo dai suoi mezzi, guadagna comunque fallo laterale l'Academy Palermo Calcio. Tarantino forse con i piedi dentro al campo, l'arbitro lascia giocare. Matranga, serie di finte, Matranga col tiro, fuori. C'è stata la deviazione però, allora calcio d'angolo. Se ne va ad occupare Niceta. Niceta, pallone sul primo palo, allontanato sul tentativo di Matranga, poi ancora il 4. Anzi, si tratta di Nasta, non di Niceta. Poi il fallo, probabilmente no, si gioca. Costa, salta un avversario, ancora Costa, bravissimo qui a salvare Geraci.
C'è l'angolo, il quarto per l'Academy Palermo, calcio colpo di testa a mettere fuori. Poi Pavesi protegge e gioca su Tarantino. Tarantino qui raddoppiato, sempre Tarantino, c'è il fischio. Punizione Academy Palermo calcio con Pavesi che passa per vie centrali, c'è il velo, Camilleri controlla, poi scarica indietro per la conclusione tentata da Vicari, pallone che rimane lì, Camilleri si allarga, viene fermato, poi serie di rimpalli, l'ultimo tra Bosco e Costa, e quinto angolo della partita per l'Academy Palermo calcio. L'angolo questa volta di Costa, allontana in qualche modo Alaimo, poi cerca di spazzare ma non lo fa benissimo l'Academy Panormus. Conclusione deviata, prova ad arrivare Pavesi e arriva Pavesi, conclusione col sinistro, bravissimo ancora Geraci che si distende e smanaccia, poi pallone ancora vivo con Nasta che cerca di passare, entra in area, calcio di rigore, calcio di rigore, fallo su Nasta, non protesta nessuno, fischio ineccepibile. Arriva il diktat chiaro dalla panchina, deve calciare Costa, c'è il fischio dell'arbitro, parte Costa e qui il cucchiaio, qui esagera Costa e Geraci para, qui ha voluto esagerare in questi casi, soprattutto quando si gioca in categorie un po' più, ragazzi un po' più piccolini, sempre meglio calciare, scegliere un angolo piuttosto che fare queste giocate che alla fine rischiano anche di farti fare brutta figura. È vero che sicuramente Costa, la sua prestazione non viene mutuata da questo rigore, però sicuramente avrebbe impreziosito la sua partita. Eccolo Costa per Tarantino, l'avanzata del 3, Pavesi si muove e riceve, poi palla verso l'area, controlla Nasta, ancora Nasta, prova a entrare in area come nell'azione del rigore, viene però fermato questa volta. 35 scaduti, un minuto di recupero sull'8-0 a primo tempo, un minuto di recupero, scelta abbastanza peculiare. Qui intanto Costa colpisce il palo esterno. Avviciniamo alla fine del primo tempo, direttore di gara che fa ripetere perché la palla era in movimento e adesso c'è parecchio vento, come ho già detto più di una volta, vento che ogni tanto torna, ogni tanto va via. Può battere adesso Costa, rimane corto, poi la palla buona per Costa, eccolo qua, Giuseppe Costa prova a liberarsi, serie di finte, si libera ancora per il tocco, Pavesi, il controllo, si va a complicare la vita, poi va a terra, pallone che rimane buono per Giuseppe Costa che si defila, tocco per Camilleri, l'arbitro lascia finire l'azione, Vicari, il cross, a vuoto tutti e poi il gol di Pavesi ma in fuorigioco in quella che è l'ultima azione del primo tempo. 8-0 per l'Academy Palermo Calcio sull'Academy Panormus. Battatore in questo momento Pavesi con 3 gol, poi 2 gol per Matranga, 2 per Camilleri, 1 anche per Niceta. Noi ci andiamo a gustare qualche immagine dei campi targati Sportisiri, dopodiché il secondo tempo qui da Villa Sant'Alfonso. Restate con noi.
San Vitolo Capo e Parmonval, andata dagli ottavi di finale di Coppa Promozione Siciliana. È iniziata adesso Parmonval contro San Vitolo Capo. Lì prova questa verticalizzazione Aprile, occhio a Rama che si inserisce, calcia a Rama, la prima conclusione della partita è della Parmonval con Rama. Occhio al San Vito che adesso deve far uscire questa palla, Rosone si abbassa, colpisce di testa, può far ripartire in grande stile Bonaventura, centravanti titolare del San Vito. Occhio a questa opportunità, Abdul davanti al portiere, non sbaglia, avanza nel risultato il San Vito Capo, non sbaglia Abdul che sigla il suo terzo gol stagionale con la maglia del San Vito Capo. Buon inserimento da parte delle classe del 1996, ma buono tutta la ripartenza del San Vito, l'intervento da parte dell'otto del San Vito, continua a insistere la squadra giallo-blu. Abdul prova a dialogare con Miraglia, il cross in mezzo e clamoroso autogol da parte di Umberto Marino e quindi raddoppia il parziale del San Vito, inizio horror della Parmonval all'11° minuto di una doppia sfida. Sarebbe un suicidio. Occhio però a quest'altra ripartenza. Rosone, c'è spazio per calciare, ha le qualità per far male. Rosone, va l'1 contro 1. Rosone a cercare il piazzato, se l'è divorato il San Vito qui. Il tris. Bene Rosone dietro per Bulades che poi cerca Bonaventura che è partito coi tempi giusti. Erroraccio da parte di Marino. E allora il tiro di Bonaventura. La palla è uscita. Tanto correggiamo, non è stato Marino a fare l'errore ma bensì Procida, ma è stato un tocco quasi letale per i suoi, quello di Procida. Bonaventura fa quello che vuole, poi torna indietro e il lancio illuminante per Rosone che attacca lo spazio, l'aggancio non è perfetto, ancora Rosone, può centrarsi, va invece sul fondo, torna indietro da Cardella, traversa clamorosa e poi Bonaventura ancora, non si libera del pallone la Parmonval, lo fa solo adesso, ma vicinissimo al tris ancora una volta il San Vitolo Capo. Il classe 2003, intanto va al cross in mezzo, occhio perché ci sono Abdul e Bonaventura, con più convinzione il 9, che calcia e poi da 2 passi Rosone, si salva la Parmonval con un salvataggio importantissimo da parte di Tarantino per Rama, che apre da Caronia, pronto a muoversi Samanè, servito invece l'Abate, ancora l'Abate, allarga per Samanè, c'è in mezzo più di un compagno, servito però Rama, colpetto, Rama da grande giocatore, fa fuori un avversario e riapre la pratica, c'è da mettersi le mani in testa per il San Vito, per quanto sprecato, ma Rama, da reale protagonista di questa partita, ha riaperto i giochi e l'ha fatto da top giocatore, facendo fuori un avversario e con un solo tocco ha appoggiato il pallone in porta, bravissimo l'ex Aspra qui, ma per il direttore di gara non c'è più tempo, ha perso un po' di tempo qui il San Vito a battere questa rimessa, ma intanto è iniziata la ripresa. Italia contro il Casteldaccia, poi la cessione alla Parmonval ed è capocannoniere di questa squadra con 5 reti. Intanto si affaccia in avanti Cardella, zona tiro per lui, Cardella, servito Bonaventura, calcia sul primo palo, risponde Tarantino e poi blocca, continua a sprecare occasioni il San Vito. Ramaglio poi prova ad andare in verticale Bulades per Rosone che aveva fatto il 3-0 ma è stata alzata la bandierina per pareggiare la contesa. Pronto al solito Guastella, va col destro, la porta la becca ma con i pugni la mette in angolo Iacono, si salva il San Vito. Battuta ma sembra andare Bulades che fa una finta, alla fine il pallone è lasciato a Ramaglio e arriva il gol di Rosone che triplica il parziale 3-1 per il San Vitolo Capo. Sesto gol con la maglia del San Vito di Rosone. Calare soprattutto l'attenzione. Ecco l'intercetto a parte di Di Giorgio e su questo contrasto finisce qui il match. San Vitolo Capo batte Parmonval 3-1 e si aggiudica l'andata di questi ottavi. Mister Comito, allenatore del San Vitolo Capo, mister, come giudica la prova dei suoi ragazzi che comunque hanno battuto 3-1 la Parmonval in questo primo atto degli ottavi di Coppa? Ma credo che la vittoria sia meritata per quanto visto sul campo. Abbiamo battuto una buona squadra, la classifica parla chiaro,
sono secondi in classifica, ma credo che oggi abbiamo disputato un'ottima gara dove secondo me poteva anche finire con un risultato diverso, ma va bene così. Sappiamo che sappiamo che la qualificazione ce la giocheremo sui 200 minuti, i ragazzi lo sapevano, quindi va bene così, sono soddisfatto. Da domani prepareremo il ritorno. Mister, ne abbiamo parlato anche con Bulades, il capitano. Secondo lei c'è un problema in termini di concretezza di questa squadra? Perché soprattutto nel primo tempo si poteva anche vincere 4-0, ci sono state tantissime occasioni, poi addirittura la Parma l'ha accorciato con Rama. Cosa ha detto ai suoi ragazzi negli spogliatoi per mantenere alta la concentrazione e dominare direttamente la ripresa, perché diciamo che non avete concesso nulla? No, guarda, non direi che c'è un problema di concretezza, perché dico, cioè, il primo tempo è finito 2-1, abbiamo concesso una palla gol, ma loro sono stati bravi, attenzione, dicono, a sfruttare un errore che abbiamo commesso. Certo, se avessimo concretizzato tutte le palle gol che abbiamo creato parleremmo d'altro, dico, ma io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, perché dico, alla fine il 3-1, dai, contro una buona squadra. Sicuramente a fine primo tempo io ho detto che la partita non era ma già i ragazzi lo sapevano, perché io l'avevo detto che si giocherà sui 180 minuti, sulle 100 minuti. C'è una partita di ritorno, quindi i ragazzi lo sapevano. Negli spogliatoi ho detto di continuare così, perché va bene quando si crea, mi preoccuperei quando la squadra non fa azione da gol. Invece devo dire che l'avete visto, dico, abbiamo avuto diverse palle gol, anche per la bravura di Tarantino. Dico, non abbiamo, diciamo, vinto con un risultato un po' più ampio. Però noi vorremmo soffermarci un attimo sulla catena di sinistra, appunto quella composta da Bulades e Rosone, perché dimostra di avere una grandissima intesa, ovviamente senza nulla togliere a quella di destra, ma soprattutto Rosone come lo vede? Crede che sia un giocatore fuori categoria? Ma guarda, non mi piace parlare di 2 o 3 elementi della mia squadra, loro lo sanno, per me sono tutti uguali, lavoriamo in settimana per diventare una squadra importante. Sarebbe offensivo nei riguardi degli altri dire Rosone, Bulades, tutti hanno, anche chi entra dà il proprio apporto, il proprio contributo, quindi sono contento, perché credimi, è una squadra dove, a parte che è giovanissima, lo vedi, il più grande è proprio appunto Rosone che ha 29 anni, poi hanno tutti 22-21 anni. È una squadra che mi dà la possibilità di poter scegliere, di poter fare delle scelte, sono bravi, in settimana mi mettono in difficoltà. Poi sì, la catena di sinistra oggi ha funzionato secondo me meglio della catena di destra, ma ti devo dire che la catena di destra di oggi era era la prima volta che giocava, perché noi abbiamo giocato con l'Under in un'altra posizione del campo, ma è giusto così, dico, è giusto dare spazio a tutti, è giusto dare la possibilità di esprimere, anche perché ti ripeto, noi siamo un gruppo affiatato, chi entra, chi esce. Per me, che sono il loro mister, credimi che è la stessa cosa. Qual è l'obiettivo del San Vito? Ma l'obiettivo del San Vito intanto è divertire, credo che al momento ci stiamo riuscendo, perché come hai visto secondo me facciamo un buon calcio. Non parlerei solo, tu poco fa hai detto fase offensiva, io parlerei di gioco corale, di manovra, poi ti ripeto, sono sempre gli uomini in campo che fanno la differenza. L'obiettivo, guarda, se riusciamo a fare i playoff, che ben venga. La società non si è posto un obiettivo, in Coppa se andremo avanti bene, certo, poi se a dicembre dovessimo essere attaccati alle prime o essere ancora in Coppa, la società sa eventualmente quello che voglio. È una società dove non fa mancare nulla e sicuramente si faranno trovare pronti per eventuali acquisti.
torniamo da Villa Sant'Alfonso per il secondo tempo della sfida tra Academy Panormus e Academy Palermo Calcio. Ricordo che in contemporanea, direttamente dal Pietro Pisani di Palermo, è in corso il secondo tempo del match tra, in realtà è ancora il primo tempo, chiedo scusa, è la partita delle 10 tra Academy Palermo Calcio e Team Calcio, valida per il campionato regionale, squadra del campionato Elite. Under 15 sono alle viste dei cambi, intanto qui sul terreno di gioco dovrebbero uscire in casa Academy Palermo Calcio Camilleri e Pavesi, almeno sono loro vicino al punto del cambio. C'è stato già un altro cambio invece dall'altra parte con l'ingresso del numero 17 Romeo, da valutare al posto di chi, mentre i cambi per l'Academy Palermo Calcio entrano Berardi col numero 19 e Orlando col numero 17, fuori Camilleri e Pavesi. Dall'altra parte il cambio da annotare per il direttore di gara per l'Academy Panormus con, come detto, l'ingresso del numero 17 Romeo. Sembra in uscita Costa col numero 4, altro cambio tra l'altro, se vedo bene. Tanto va fuori Costa sicuro ed entra Romeo. Un po' farraginosa questa gestione dei cambi. Esce anche Buccafusca ed è entrato col numero 14 Agnello. Quindi 2 cambi per parte. Dopo il fischio di ripresa della partita andremo ad elencare anche i cambi previsti. Mentre inizia il secondo tempo, cambio ancora di posizione per Giammona da una parte e per Di Trapani dall'altra, mentre il primo pallone è gestito dall'Academy Panormus, subito recuperato, poi Alaimo fermato da Berardi, poi il contrasto, il fallo di Alaimo su Niceta. Ancora a disposizione in panchina per mister Giammona ci sono D'Agostino, Locacciato e Messina. Dall'altra parte, dopo i primi 2 cambi, ancora a disposizione per mister Di Trapani ci sono Tesauro, Mancino, Nicolò Di Paola, Tiscione, Ferrante e Mannino. Da 3 cambi da una parte, 6 dall'altra. Vedremo anche quale sarà la gestione da parte del direttore di gara, perché lo abbiamo visto particolarmente fiscale su alcune situazioni, come ad esempio aver fatto recuperare il minuto perso durante il primo tempo nonostante una situazione di punteggio ampiamente decisa. Vedremo anche con la gestione dei cambi. 4 già ne sono avvenuti nell'intervallo, cioè sono ancora 9 potenziali. Ma attenzione a Novara che si libera, va a calciare col destro, pallone sul fondo. E subito sortita offensiva dell'Academy Panormus. Qui intanto la giocata rischiosa da parte del portiere Di Paola. Stellone pressato e fermato da Romeo, poi però riesce ad uscire l'Academy Palermo Calcio con il tentativo di corsa da parte dell'altro subentrato Orlando. Si ricomincia da Di Paola. Il controllo di Berardi, poi pressato e fermato. Bella, il tocco per Alaimo, fermato ancora una volta dall'ottimo lavoro di Niceta. Stellone, passaggio sbagliato, per palla recuperata ancora, sbaglia però anche Tarantino. Ancora qui l'uscita di Niceta, poi ancora serie di batti e ribatti in mezzo al campo, prova ad arrivare Romeo, fermato dall'intervento di Stellone.
Costa lascia sfilare, allora Orlando, palla per Matranga, allarga Matranga sulla corsa di Vicari che si può involare, non controlla il pallone subito. Arriva in un secondo momento, ancora Vicari fermato, un calcio d'angolo da Vella. Sesto calcio d'angolo della partita per l'Academy Palermo Calcio con Nasta che si occupa della battuta. Pallone che arriva in area, non controlla nessuno, poi c'è il tentativo di Orlando che palleggia, pallone ancora buono. Il gol in fuorigioco. Credo di Matranga, se ho visto bene. Poi niente dribbling. Sono usciti autori dei 5 degli 8 gol realizzati dall'Academy Palermo Calcio, ossia Pavesi con 3, Camilleri con 2, gli altri 3 portano la firma di Matranga con doppietta e di Ceta che ne ha fatto uno, il gol del Momentano 2-0. Qui Romeo con l'uscita sbagliata, allora Berardi a rubar palla, Vicari prende il centro, ancora Vicari fermato, poi prova a tornare sulla palla, non ci riesce, Alaimo non libera, pallone per Nasta col tocco per Costa che prova a liberarsi al limite, ancora Costa, serie di finte, non lo fermano, pallone allargato, fuori gioco di Orlando. Battuta lunga, colpo di testa, poi in qualche modo pallone allontanato dalle parti di Sant'Anastaso che viene fermato, poi Di Paola bene con i piedi, Costa, Nicetta, Costa, prova ad allungare la falcata, bella virata qui, poi tocco per Nasta, dall'altra parte per Vicari, ingresso in area e tiro, palla sopra la traversa, buon tentativo qui di Vicari. Qui rischia la palla persa, in effetti arriva la palla persa per l'Academy Panormus, chiusura in angolo di Alaimo sulla giocata di Matranga e allora settimo tiro dalla bandierina per la squadra di Trapani. Pallone che arriva in area, colpo di testa di Matranga, poi cerca di uscire da una situazione complicata l'Academy Panormus, alla fine però tocco in fallo laterale di Taranti e rimessa che presumibilmente andrà già in campo. Matranga prova a piazzare, ce l'ha respinta, ancora pallone al limite, Costa col tiro direttamente fuori. Pallone già giocato, Sant'Anastaso prova ad arrivare, forse anche spinto, riesce comunque a scaricarla indietro, c'è l'errore però, allora Nasta riesce a toccarla, Matranga, ancora Nasta, Costa prova ad arrivare, arriva, abbiamo fermato, allora c'è l'uscita, palla al piede da parte di Andrea Tarantino che la perde, Daniele Tarantino scusate, poi Nasta, al limite l'Academy con la palla allargata, fuori gioco. Gioco di Orlando che già un paio di volte si è fatto trovare in offside. Battuta lunga di Aiello che però trova la deviazione di Orlando, Costa ripulisce il pallone, poi la giocata, scambio con Orlando impreciso. Qui forse fallo su Romeo, sì. Partita fin qui molto corretta, molto lineare. Ragazzi che hanno voglia di giocare, che vogliono soltanto pensare a quello. Da una parte chiaramente l'onda dell'entusiasmo per un successo ormai in cassaforte, a meno di clamorosi e onestamente impensabili stravolgimenti. Qui Costa cerca Vicari che era comunque in fuorigioco, bella con la virata e con il lancio per la corsa
E la conclusione che si perde fuori, occasionissima per Agnello che non trova la porta. E questa possiamo senza dubbio annotarla come la prima vera palla gol della partita per l'Academy Parolos dopo quasi 8 minuti dall'inizio del secondo tempo. Di Paola vuole sfruttare il vento per andare lungo. Vento che ha girato. Qui però non viene premiato nella scelta. Romeo prova a correre, lo chiude Stellone che si appoggia a Di Paola. Orlando controlla verso il centro del campo, non riesce ad arrivare Nasta. Poi Vella, anzi si tratta del numero 8 maltese, c'è l'uscita qui di Geraci. Occhio qui alla palla pericolosa per Bosco che trova la deviazione di Vicari. Vicari alzato da ala destra con Berardi che ha preso il suo posto, visto che è uscito Camilleri. Ora Matranga gioca più tra le linee. Berardi sbaglia il tocco, poi ha un'altra chance per giocarla, non la sfrutta a dovere, in caso la recuperano i suoi compagni con Nasta. Buona qui la giocata sullo stretto di Nasta. Berardi sbaglia ancora, prova ad uscire Agnello, mangiato letteralmente da Costa. Poi attenzione a questa palla che può premiare, anzi in realtà non la premia, la corsa di Sant'Anastaso. Berardi, controllo a seguire di Matranga che trova uno sfogo in Costa. Costa con la palla deviata, poi colpo di testa di Aiello, prova a giocarla Tarantino, l'inserimento di Orlando che scavalca il portiere e fa 9-0. All'improvviso si è inserito Cristian Orlando, gol anche per lui e gol numero 9 per l'Academy Palermo Calcio. Intanto altri cambi con gli ingressi in campo in casa Academy Palermo Calcio di Mancino e di Ferrante. Esce Stellone ed esce Vicari. Dall'altra parte va fuori Maltese. Dovrebbe essere il turno di Messina con la maglia numero 16. Proprio così. A breve anche altro cambio alle viste. E intanto altra palla recuperata. Matranga, la sterzata. Matranga al limite il tiro, traversa. La palla che poi rimbalza fuori. Qui palla recuperata, Nasta al limite, Costa blocca Geraci. Geraci che nonostante i 9 gol incassati comunque ha fatto il suo. 2-3 interventi di buona fattura nel primo tempo per lui. Costa fermato, poi allontana in qualche modo Alaimo sui piedi di Nicetta che però non riesce a controllare. C'è Costa però, altra grande giocata. Costa, il servizio per Orlando che passa dal centro. Matranga e sono 10 per l'Academy Palermo Calcio. Tripletta anche Matranga, mentre Costa va al cambio. Che non ha segnato ma ha fatto tanto per la squadra. Dunque Matranga aggancia Pavesi, 3 gol a testa per il 9 e per il 7, doppietta per Camilleri.
in gol nel primo tempo di Niceta. E poi, come detto, Orlando per il 10º, anche se in realtà era il 9º sigillo, in quel caso il 10º l'ha messo Matranga prima. Intanto ingenuità qui di Geraci. Tarantino qui con retropassaggio a Geraci, che l'ha presa con le mani. E occhio a questa punizione. C'è tutta la squadra al limite della linea di porta. Mannino riceverà il tocco, c'è il fischio con la battuta, barriera in pieno, poi Niceta lotta, pallone che rimane lì, alla fine si salva momentaneamente l'Academy Panormus, anche se c'è questa palla messa in mezzo, allontanata poi da Novara. Insiste con questa giocata di Tarantino, blocca Geraci. Aiello, passaggio intercettato da Matranga. C'è cambio intanto per l'Academy Panormus. Esce Daniele Tarantino. Ingresso in campo di D'Agostino, maglia numero 13 per lui. Non sappiamo, non so onestamente, a meno che non succeda qualcosa di incredibile, quanto recupero si potrà mai dare in una gara del genere. Fatto sta che la situazione è già abbondantemente delineata, anche non semplice raccontare una partita, per carità, vissuto di diversi gesti tecnici, però a senso unico. Pallone allontanato con Vella che esce palla al piede, accelera Vella con il tocco in avanti, scontrano in due, poi Novara che non riesce a recuperare, rischia qualcosa Mancino, poi tocco largo per la corsa di Ferrante, fuori gioco di Matranga. Poi tacco di Novara a cercare l'intervento di Messina, poi recupera l'Academy Palermo Calcio qui con la giocata da parte di Orlando, la corsa in profondità, il tentativo respinto da Geraci, tentativo di Orlando sull'assist di Mannino. Non riesce a tenerla in campo Messina, prepara due cambi per anche essere gli ultimi. Vediamo ragazzi andare già verso gli spogliatoi. Questi anche Pavesi che è uscito già, probabilmente saranno gli ultimi cambi questi per l'Academy Palermo Calcio. E qui va alla conclusione con Nasta, blocca Geraci dopo una deviazione. Bella col dribbling, sbaglia poi l'assist, allora prova ad andare Ferrante, fermato. I cambi, Signorino e Nasta lasciano il campo, vediamo per chi, per Nicolò Di Paola e per Tiscione.
lascia la fascia Roberto Nasta, che ha provato a entrare nel tabellino dei marcatori senza successo, però con Nicolò Di Paola che si va a mettere al centro, Tiscione che si prende la fascia da capitano e Beratti che si è già preso il pallone per battere la rimessa. 18 minuti trascorsi, 17 più recupero alla fine, recupero che ci sarà sicuramente, da capire quanto, si presume però non troppo lungo. Berardi con le mani, colpo di testa a mettere fuori, ancora Berardi al duello con Messina, mette fuori il pallone il terzino destro. La rimessa cade di Paolo. Bella. Colpo di testa a mettere fuori, poi cerca di giocarla in qualche modo Sant'Anastasio, alla fine arriva Laimo, poi il lancio verso Novara che viene fermato, cerca la giocata in uscita Mancino, poi il tocco in avanti, arriva Nicolò Di Paola per l'altro Di Paola in campo, però sia Carlo il portiere che la mette fuori. Rimessa per Bella, tocco in avanti, Berardi mette fuori, poi ancora Bella a recuperare, cercano di tenerla in campo senza successo i ragazzi in maglia nera, ma la rimessa è per l'Academy Panormus. Bella corto su Novara, allontana Berardi ma la palla rimane lì, il vento blocca totalmente l'avanzare del pallone che è rimasto in campo. È giusta qui la non chiamata, il non fischio dell'arbitro, va a recuperare però il pallone a Laimo, poi ancora Tarantino fermato in fallo laterale. Dopo a Villa Sant'Alfonso si vola letteralmente. Cerca il controllo ma non riesce ad Agostino. La palla verso l'area di rigore, il controllo per il tiro fuori di pochissimo, tentato da Ferrante al 21esimo minuto. La porta in avanti, poi la palla giocata per la conclusione, blocca Orlando il tentativo in realtà di Mannino, non di Orlando. Bella, ha battuto con le mani, cerca di arrivare Messina che quasi si scontra, la rimessa battuta, poi pallone gestito da Niceta, l'avanzata da parte di Ferrante, Ferrante in area, si defila, va a calciare, mette fuori Geraci. C'è un altro cambio nell'Academy Panormus.
cambio c'è stato e allora l'angolo. Pallone col colpo di testa, palla messa fuori. Poi pallone recuperato. E poi Vella con la palla messa fuori. Che rimane buono per Tiscione, conclusione in qualche modo Geraci coi piedi. Pallone e mezzo allontanato. Pallone lungo, poi allontanato. Ferrante fermato, poi ancora in qualche modo Di Paola, poi Niceta, serie di batti e ribatti. Pallone lungo in mezzo e conclusione vincente per l'11-0. In gol anche Mannino, che dunque arrotonda il parziale per l'Academy Palermo Calcio. L'avanzata intanto di Mannino, autore dell'11° gol della sua squadra. Mancano 9 minuti più eventuale recupero. Tanto non vi ho menzionato il cambio prima, vi chiedo scusa per questo. È entrato Locacciato, maglia numero 15, ed è uscito Novara con la maglia numero 11. Intanto la palla esce e la protegge. Tanto avanza Mannino, palla per la corsa, fuori gioco di Ferrante. Battuta lunga, controllo di Berardi che però di fatto apparecchia per Santonastaso, poi subentra anche Di Paola, poi Berardi. Cerca l'avanzata di Scione, la gestisce molto bene, la sponda poi di Matranga. Conclusione, gran parata qui di Geraci sul tiro di Matranga, poi la palla rimane lì e per poco non va a segno Orlando.
Giancarlo Di Paola. Battuta lunga, poi all'indirizzo di Orlando che viene fermato, arriva Matranga però. Matranga riesce a dribblare, l'ho cacciato, ancora Matranga. Riesce a farsi fallo. Berardi a terra. Aiutato a rialzarsi da Messina. Toppica un po' Berardi, è entrato ricordo nel secondo tempo al posto di Camilleri dopo l'intervallo. Ultimi 6 più recupero. Qui tanto Matranga prova ad inserirsi, alla fine senza pensarci un attimo ieri. Calcio d'angolo. Palla messa in mezzo, c'è il tap-in, bravissimo ancora Geraci a respingere, poi ancora azione buona, allontana Vella, poi la tiene in campo Messina, Berardi lo ferma, poi c'è il tocco ancora per Messina, fermato dall'intervento di Bosco, rimessa già battuta. Cerca di calciare e l'ha toccata Geraci anche questa. Geraci sì, ha subito 11 gol. Qui il direttore di gara non ha visto la deviazione che c'è stata. In ogni caso si parte da fondo. Dicevo, Geraci ha subito 11 gol, però nel complesso non gli si può imputare nulla e soprattutto ha fatto a mio parere almeno 4-5 parate buone. Qui ancora Geraci che viene però battuto dalla rete numero 12 messa a segno da Ferrante. Quando mancano poco più di 4 minuti al termine. Adesso 4 alla fine, eventuale recupero. Qui lotta Laimo, non riesce a recuperare, poi il servizio in avanti con Tiscione che non è riuscito a servire i compagni. Bella prova ad uscire, palla al piede, Bella resiste ad un contrasto, resiste anche al secondo, poi recupera il pallone Niceta al limite, tiro ribattuto, poi in qualche modo prova a giocarla D'Agostino, Mannino al limite, la palla per Tiscione che prova a liberarsi, perde però il contrasto fisico e allora Vella, avanza Vella sulla corsa di Messina che non arriva, la tiene in campo Di Paola. Gioca vicino Tiscione, poi Berardi, controllo di Matranga che riesce a girarsi e a liberarsi dall'avversario, ancora Ettore Matranga, poi Tarantino prova a far correre, Tarantino ci riesce, Tarantino, la sterzata, Tarantino, palla al limite, lo scambio che non si chiude con Orlando. Geraci ha battuto corto ma sbaglia Aiello. Qui intanto cerca di sforbiciare
Ferrante, poi pallone allontanato direttamente sul laterale dei Panormus. Berardi rimessa vicina su Ferrante, poi in qualche modo riesce ad uscire la Cadei Panormus, ma ancora con Nicolò Di Paola la squadra ospite, ancora il 14 che avanza, il dribbling fermato però. Vediamo se riesce ad uscire la Cadei Panormus, ha un paio di giocatori liberi a tutta fascia. Qui secondo me anche un po' scambiati anche col direttore di gara. Il direttore di gara è maglia nera, bisogna fare i complimenti comunque ai ragazzi dell'Academy Panormus, perché io personalmente qualche piccolo scambio tra i giocatori di Mister Giammone e il direttore di gara l'ho fatto, però il direttore di gara ha pantaloncini e calzettoni neri contro i bianchi della squadra di casa, però bisogna anche dire che il rischio di confondersi c'è, pur essendo comunque una giornata soleggiata. Qui intanto conclusione fuori da parte di Ferrante. Qui la palla recuperata ancora da Ferrante, ultimi secondi di partita, pallone in mezzo e deviazione sfortunata. Deviazione sfortunata e autogol per il 13-0. La deviazione sfortunata è stata di Aiello. Una ventina di secondi dalla fine. Considerando tutti gli annessi e connessi, poi per carità i ragazzi giocano 5 minuti, sono anche hanno anche più, come dire, se la spassano per 5 minuti in più su un campo di calcio, che a 14 anni è la cosa più bella che possa succedere probabilmente. Però dicevo già alla fine del primo tempo di un direttore di gara molto fiscale in queste cose, ma alla fine può starci. Alla fine poco di cui discutere, di cui tra virgolette lamentarsi. C'è calcio d'angolo per l'Academy Panormus con la battuta affidata da Laimo, pallone che rimane in area, si riparte dal fondo. Corta, poi prova ad arrivare Lo Cacciato senza successo, allora ancora Carlo Di Paola, c'è la sponda di Orlando per Niceta, poi Berardi la tiene in campo servendo Ferrante, poi la corsa di Matranga che taglia alle spalle di Bosco, il quale commette fallo. Punizione allora. Battuta verso l'area, pallone allontanato, poi ancora rimane nell'area dell'Academy Panormus, conclusione fuori. Recupera il pallone qui Tiscione che va al tiro, la fa ribalzare Geraci, molto debole il tiro. Poi pallone che è rimasto in campo, Tarantino lo gioca. Qui intanto pallone calciato direttamente fuori.
Tishon al limite, fermato. Poi Niceta avanza, palla al limite, poi serie di rimpalli, ancora Niceta, poi tentativo di Mannino bloccato da Geraci, sicuramente non la parata più difficile della sua domenica mattina, quando siamo a 100 secondi dalla fine del recupero. Berardi col recupero, ancora Berardi si defila, forse si va a chiudere in un vicolo cieco, infatti perde palla. Messina, bella, non riesce a uscirla. Tiscione decide di andare all'indietro, gestire palla, ultimo minuto in arrivo. Berardi, avanza Berardi, poi il tocco da parte del numero 5 Aiello e alla fine a buon gioco Vicari. Aiello, a buon gioco Geraci, non Vicari. Vicari è già uscito da un pezzo. Rimessa Academy Palermo Calcio con Tarantino che la gioca in avanti, c'è l'avanzata da parte di Orlando, spalla alla porta Orlando, inseguito da D'Agostino, poi Tarantino propone la palla al centro, Tiscione cerca di liberarsi ancora, Tiscione calcia, ce l'ha respinta e poi palla spazzata via, colpo di testa ancora ad alimentare l'azione, ma c'è Bella, poi Berardi, Bella ancora, poi in qualche modo Bosco non riesce a liberare, l'arbitro fischia, punizione Academy Panormus, ma il direttore di gara inizia a guardare il cronometro, sono scaduti quasi i 5 di recupero. Riprendere il gioco il direttore di gara, che poi mette il fischietto alla bocca, finisce la partita, goleada dell'Academy Palermo Calcio ai danni dell'Academy Panormus, finisce 13-0.